Direttore Contarin, quali sono gli strumenti introdotti dalla Regione per rafforzare la competitività del comparto agricolo? Allora, sono di varia natura. Stasera siamo qui a parlare dei bandi che sono aperti in questo momento. La parte del Leone è rivolta, diciamo così, è costituita dai bandi rivolti ai giovani agricoltori, nuovi giovani agricoltori, lo chiamiamo pacchetto giovani, ovvero la possibilità di fruire di un premio di 40.000 euro forfettario, più un aiuto per realizzare il piano di investimento per innovare l'azienda agricola in cui quel giovane va a insediarsi e diventare capo azienda. Oltre a questo, l'aiuto dell'investimento copre il risparmio irriguo, si rivolge agli investimenti necessari per proteggere le produzioni dai danni dalle principali calamità naturali. Oltre a questo abbiamo un bando rivolto ai consorzi di tutela e agli organismi associativi autorizzati all'utilizzo dei marchi comunitari, le DOP, le IGP, e vengono sostenute, sempre con un contributo in conto capitale, tutte quelle spese che supportano le iniziative di promozione sul mercato nazionale ed europeo da parte di queste entità associative. Che cifre stiamo parlando? Complessivamente questo bando aperto in questo momento è di poco inferiore ai 100 milioni di euro. In parallelo abbiamo un altro tipo di strumentazioni che sono state già aperte e riguardano, visto il contesto in cui siamo, che è un contesto quasi collinare e quasi montano, le indennità per le aziende agricole di montagna. Si tratta in questo caso di un premio che viene erogato a ettaro di superficie, un'indennità correttamente definita, per proseguire l'attività agricola. Principalmente sono interessate le aziende appunto che conducono realtà zootecniche in zona montana e usano le superfici a prato e a pascolo, ma anche da qualche anno abbiamo aperto anche alle aziende che hanno diversi orientamenti produttivi e che coltivano ad esempio frutta e ortaggi. I premi oscillano in questo caso da un minimo di 200 euro fino a un massimo che supera i 500 euro a ettaro di superficie agricola utilizzata, secondo tutta una serie di parametri che il bando contiene. Grazie. Prego.